Zanatta e sono nata qui a Ponzano Veneto. Sono l'autrice del Palio. Preferito utilizzare, diciamo, i colori sulle tonalità del blu. L'ispirazione era venuta guardando diversi quadri del 400, del 500. Quest'anno tutte e tre le frazioni del comune sono riunite e ho deciso di rappresentare i tre santi titolari di una delle tre parrocchie, che sono allora? Allora, per Paderno c'è l'Assunta, Maria Assunta, e per Ponzano c'è San Leonardo, per Berlino c'è San Bartolomeo. Quindi è stato più complesso del solito perché sì, hai dovuto mettere i santi delle tre parrocchie e in più anche tutti sono tutti i simboli delle contrade che sono 8, non sono pochi, e quindi per darne un senso, una composizione che non fosse un affastellamento di cose, di colori, ho pensato di inglobare i simboli delle contrade nella cornice, in una cornice che si finge marmorea, diciamo, e all'interno invece comporre il quadro con i tre santi titolari. E poiché l'Assunta assume un certo peso rispetto agli altri due santi, sono partita appunto dalla sua immagine e appunto ho pensato, guardando i quadri di vari autori del 400, del 500, di ambientare questa scena in cielo. E quindi San Leonardo e San Bartolomeo appoggiano su delle nubi atmosferiche, diciamo terrestri, mentre l'Assunta già viene rappresentata che raggiunge la sommità dei cieli. Questo arcobaleno anche perché ho trovato delle corrispondenze con dei quadri, per esempio c'è un quadro di fine 400, fine del 500 del maestro di Moulin che rappresenta proprio un arcobaleno totale. Ho deciso di scrivere i loro nomi sui bordi dei loro abiti. Allora, San Bartolomeo è rappresentato con lo strumento del suo martirio, siccome è stato scorticato, scarnificato, è rappresentato solitamente con un coltello in mano, quindi ho ripreso la tradizione. E San Leonardo? San Leonardo invece ha in mano dei ceppi perché nella tradizione viene considerato il protettore dei carcerati, perché secondo la leggenda lui è vissuto in Francia dei primi franchi, pre-Campagna addirittura, e gli aveva dato la facoltà di liberare i prigionieri. E quindi il suo attributo tradizionale sono i ceppi o le catene, insomma, grazie al professor Pizzoloni per il contributo che mi ha dato nel risolvere alcuni dubbi che avevo nella composizione, soprattutto degli emblemi delle varie contrade nelle diciture esatte dei
delle varie contrade, e poi per alcuni scambi di opinione che abbiamo avuto riguardo l'iconografia del palio, soprattutto riguardo i santi patroni delle tre parrocchie. Diciamo che le nostre opinioni hanno avuto delle divergenze, soprattutto riguardo alla rappresentazione di San Bartolomeo. Non tanto sul fatto di rappresentarlo vestito o scorticato, ma proprio riguardo l'emblema del coltello, poiché secondo il professor Pizzolò il coltello per scarnificare dovrebbe essere rappresentato con la punta verso il basso. Però secondo me nella composizione questa posa risultava un po' aggressiva nei confronti del santo patrono di Ponzano, e quindi ho prodotto delle prove fotografiche di diversi dipinti rappresentanti San Bartolomeo col suo strumento del martirio, e i quali presentavano tutti il coltello con la punta verso l'alto e con la lama rivolta verso la persona, verso San Bartolomeo stesso, e quindi ho avuto la sua approvazione per seguire, diciamo, l'iconografia classica e non apportare modifiche modernistiche. Solitamente l'Assunta, oppure anche l'Immacolata Concezione, viene rappresentata con questa corona di 12 stelle, che sia rappresentata come un circolo così, oppure proprio come fosse una corona reale. Se si controllano diversi quadri si vedono che anche le corone di Maria hanno 12 punte con 12 stelle, perché c'è proprio questo collegamento con l'Apocalisse. All'inizio erano 3 spighe sullo stemma di Ponzano con la stella Sebo, però poi mi sembra negli anni 70, non so per quale motivo, l'hanno ridotta a una. Io sono ritornata a metterne 3, sempre su consiglio del professor Pizzolò, perché così rappresentano le 3 frazioni del comune, insomma. Laura Gracis, coordinatrice del nuovo palio. Allora, oltre all'autrice che vi ha delucidato su tutte le possibili implicazioni del caso, un po' di persone che da anni lavorano, allora sono appunto Dina Morandin, Lilia Marini, Clara Fantin, Doretta De Rossi. Io ricordo anche Noemi che non è con noi perché in questo momento è ammalata, ma che ha dato sempre una grossa mano all'interno di questo laboratorio.